penso che il centro-sinistra non rappresenti in alcun modo alcuna forma di giustizia sociale e di giustizia ambientale per ciò che ha portato avanti. Penso che la nostra proposta, insomma, fosse chiara di metterci attorno a un tavolo, di continuare a portare avanti come stiamo pervicacemente facendo da anni e con perseveranza facendo da anni un tentativo di alternativa a questo modello di sviluppo, e sono 14 anni che si parla di voto utile. Penso sia l'unica argomentazione che il centro-sinistra ha in mano oggi, finché gli credono come purtroppo gli hanno creduto finora. Cosa c'è stato di utile nel Job Act? Cosa c'è stato di utile nello sblocco Italia? Cosa c'è stato di utile nella Fornero? Cosa ha prodotto di utile il centro-sinistra sia nelle fasi di governo sia nelle fasi di opposizione? Al di là dell'essere duri e puri, bisogna essere in grado di entrare in una alleanza per il governo di questo Paese, che significa anche contrattare programmaticamente un programma di governo, appunto, scusate il bisticcio di parole, ma significa anche, come è stato fatto in tutta Europa e anche in Italia, cercare di cambiare la mentalità e la cultura politica degli altri alleati. Io sono convinta che ci voglia realismo, che ci vogliano le alleanze, addirittura anche trasversali, perché non è detto che certi provvedimenti non trovino anche ascolto. A me è capitato in Parlamento, e non solo in Parlamento, anche dalle altre parti. Voglio trovare la possibilità di portare a casa il risultato, non mi basta le bandierine, le testimonianze. La sinistra e i verdi, dico, ma con tutte quelle buone idee che avete, perché dovete andare ad allearvi con gente che la pensa in maniera diversa, che fa dell'opportunismo la forma politica per agire? È opportunismo puro e buono. Tanto che ormai siamo arrivati, almeno dalle letture dei giornali, da commenti che sento, che il programma del PD è uguale identico al programma della Meloni, di Fratelli d'Italia. Ormai si stanno avvicinando, si stanno sovrapponendo su tutto. Per cui andate, dico io, andate a fare alleanza con quella gente lì. Quella gente là vi frega, semplicemente vi annulla. Io dico, votate per un'alternativa per l'Italia, che è il partito che io rappresento. Ma se non vi va bene Alternativa per l'Italia, andate in cerca di altri partiti e date forza agli altri partiti, che se saremo rappresentati in Parlamento in qualche maniera riusciremo a condizionare quei vecchi marpioni che sono da sempre là, che ce la girano, rigirano e sono sempre quelli. Quindi se continuiamo a votare quella gente là, per l'Italia non cambierà niente.